Tragedia nella notte a Vedelago, l'auto con a bordo una 23enne romana studentessa universitaria a Torino centrata da un SUV sulla Castellana. Era in vacanza in Veneto per il carnevale. Uova sui parabrezza delle auto in corsa, sarebbe questa l'ultima follia tra gruppi di giovanissimi lungo il Piave a Macerata per un'assurda prova di coraggio che imporrebbe i lanci da centrostrada. Il Veneto tra le prime 4 regioni d'Europa, rischio eventi climatici estremi nel 2050, lo dice il report mondiale di un'agenzia che calcola gli effetti economici sui territori. Siccità e smog alle stelle, l'assenza di piogge incide in maniera pesante sulla qualità dell'aria. A Treviso rischio di passaggio in zona rossa da giovedì. Razzia nelle auto in sosta con la spranga per sfondare i finestrini. I carabinieri arrestano una coppia di coniugi ladri, l'ultimo raid a Quinto di Treviso. Parla anche a Trevigiano una fetta del soccorso per il terremoto in Turchia. Francesco Cicirello, funzionario dei Vigili del Fuoco, è tornato dopo la missione di coordinamento internazionale e ci ha raccontato la sua esperienza. Pomeriggio con il ministro Carlo Nordio per i soci dell'Università dell'Età Libera di Monastiere. Il mio cuore resta sempre nella Marca, ha detto. Tutto pronto a Treviso per il ritorno della sfilata dei carri mascherati dopo 4 anni. Domani dalle 14:30 la diretta su Antenna 3. Il telegiornale di Treviso, buonasera e ben ritrovati telespettatori di Antenna 3. Come sempre, come ogni lunedì, prima di vedere i titoli, vediamo il sondaggio che abbiamo già lanciato nel corso dei nostri telegiornali che riguarda un tema caldo, caldissimo, ne parleremo anche nel corso del nostro telegiornale, il super bonus, giusto lo stop del governo? Se per voi il giudizio è sì, 0422 162 6691, se per voi invece non è giusto quanto ha deciso il governo, 0422 162 6690. È in corso peraltro l'incontro a Palazzo Chigi per cercare di raffreddare un po' gli animi davvero caldissimi delle categorie che non accettano questo stop e dicevamo ne parleremo fra poco. Chiamata come sempre gratuita e non preoccupatevi se sentite il numero occupato, viene registrato la vostra scelta nel momento stesso in cui scegliete una delle due opzioni. Ovviamente come sempre a ring l'esito di questo sondaggio. Prima di parlare del super bonus però c'è la cronaca e la cronaca ci racconta di un'altra ennesima tragedia lungo le strade del Marche. È successa questa notte sulla regionale 53 a Vedelago, un tamponamento fatale, a perdere la vita una 23enne che stava rientrando dal Carnevale di Venezia con 3 amici. Non sentire le sirene. Basta, ho la persiana, ho visto i lampeggianti, ho detto qua è successo qualcosa e basta. Ho visto l'illuminazione, polizia, carabinieri, ambulanza e basta, non ho visto altro. Perché veniva fuori dal distributore, l'altro correva forte e l'ha presa. È l'1:30 in via Circonvallazione Est, lungo la strada regionale 53 a Vedelago, quando 2 auto entrano fatalmente in collisione. Sul SUV, un Nissan Qashqai, c'è un 52enne del posto, sulla Nissan Micra rossa 4 ragazzi, poco più che ventenni. Alla guida dell'utilitaria una 26enne di Treviso, come passeggeri 2 giovani siciliani di 25 e 28 anni e una 23enne di origine romana. Stanno rientrando da una giornata trascorsa al Carnevale di Venezia. Stando alla prima ricostruzione pare che la Micra si stesse immettendo dal distributore sulla strada in direzione Vedelago quando il SUV l'ha tamponata violentemente, da qui la carambola con i mezzi che finiscono nel fossato. La macchina dei ragazzi addirittura si capovolge e il SUV travolge i cartelloni della pubblicità. La scena è infernale, a lanciare l'allarme un automobilista che sopraggiunge poco dopo. Arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri di Vedelago, il SUEM 118. Per la 23enne romana Clara Mann non c'è assolutamente nulla da fare, morta sul colpo. Gli altri riportano ferite lievi e vengono portati al pronto soccorso. È qui che ai 2 conducenti viene somministrato come da prassi l'alcol test, aperto anche un fascicolo per omicidio stradale. Quello dei ragazzi doveva essere un giorno di festa, si è trasformato in una tragedia, l'ennesima. Clara studiava all'Università di Torino e i familiari a Sacrofano, a nord di Roma, sono stati subito avvisati. È la 9ª vittima dall'inizio dell'anno sulle strade della Marca. Sul posto la sindaca Cristina Andretta, la regionale 53 è tra le arterie da sempre più trafficate del territorio. Questa è una strada di alto traffico, alta intensità di traffico sicuramente. Abbiamo ancora tanti anni fa, una decina d'anni fa, a seguito di un altro incidente mortale,
ampliato il centro abitato fino ai confini di Vedelago e portando il limite a 50 all'ora. Di fatto questo tratto stradale è anche molto dritto e quindi magari quando è vuoto può portare, ed è il motivo per cui abbiamo portato il limite così basso. Poi sai, puoi fare 1000 accorgimenti e prestare 1000 attenzioni, però su quello che succede poi non ci sono parole da dire. Si corre troppo, servono più controlli e sanzioni certe per chi sgarra, ma il comune in questo caso chiede anche aiuto proprio per il controllo. Sentiamo allora gli automobilisti e il comune. Di fatto il limite qua dei 50 non viene mai rispettato, no, bisogna stare molto attenti, specialmente dalle strade, quelle dove ci si immette sono molto pericolose. Là purtroppo non le fa nessuno, 50 all'ora non le fa nessuno. Proprio uno che parte e basta, perché è una strada che corrono sempre. A dirlo sono gli stessi automobilisti che la percorrono ogni giorno. Su questa strada il limite di velocità non lo rispetta quasi nessuno e chi cerca di osservare le regole subisce l'impazienza di chi ha fretta. Ci sono tanti camion, nessuno rispetta i limiti e se corri piano ti fanno in qualche modo andare veloce, quindi ti pressano, comunque si arrabbiano se non corri, quindi è un po' una tendenza a fare questo, ecco. C'è proprio l'arroganza. È un problema dell'infrastruttura, un problema dei comportamenti delle persone. Ma credo il comportamento delle persone. Bisogna mettere dei limiti ovviamente e con degli autovelox o delle sanzioni più consistenti. Insomma. Dal canto suo l'amministrazione di Vedelago si muove su due fronti, prevenzione e controllo. Per la prima si va nelle scuole a formare gli automobilisti di domani. Per il secondo qualcosa si fa, ma servirebbero più risorse. Assumeremo a breve anche 3 nuovi vigili, così avremo una presenza massiccia ancora più sul territorio. Però non ci bastano il nostro personale per coprire tutte le strade che abbiamo. Abbiamo messo in piedi anche un nuovo progetto dove abbiamo messo delle tour a targhe, quindi abbiamo messo 7 varchi, quindi il territorio di Vedelago è abbastanza coperto con questi strumenti. Magari ci servirebbe l'aiuto magari anche della provincia o della polizia stradale che ci dia una mano a pattugliare tutte queste strade che noi abbiamo per cercare di evitare gli incidenti, perché se si vede una pattuglia sulla strada magari si porta un po' più di attenzione. Resta intanto in gravi condizioni in ospedale il 20enne ferito insieme ad altri 2 amici nello schianto della notte tra sabato e domenica in via Roma a Villorba, quando si sono scontrate la Fiat 500 guidata da un 33enne italiana e la Punto di un 31enne di origini marocchine con a bordo altri 2 connazionali ventenni. A essere tamponata la Punto, mentre l'altra vettura è finita in un fossato ribaltata su un fianco. E poi c'è a Macerata sul Piave, nella zona appunto del Piave a Macerata, l'ultima follia di ragazzi giovanissimi, 12enni sarebbero, uova sui parabrezza, lanciati sui parabrezza delle auto in corsa. L'ultima follia di questi gruppi di giovanissimi per un'assurda prova di coraggio che imporrebbe i lanci da centro strada. Mettersi in mezzo alla strada di notte e lanciare uova sui parabrezza delle auto in corsa. Sarebbe questa l'ultima folle frontiera delle prove di coraggio tra bande di ragazzini lungo il Piave. L'ultimo episodio a Candelù, lungo la provinciale da Macerata verso Ponte di Piave. Qui in centro alla carreggiata, sullo spiazzo per lo svincolo verso la zona industriale, domenica notte dei giovanissimi avrebbero lanciato delle uova sulle auto in corsa per poi sparire nel buio. Colpiti almeno 2 veicoli che si sono immediatamente fermati, per fortuna senza nessuna conseguenza, ma con tanta paura per chi era alla guida, che tutto d'un tratto non ha visto più nulla davanti. Un fatto segnalato immediatamente alle forze dell'ordine e al sindaco. È un fatto assolutamente deprecabile, che non deve assolutamente ripetersi e che vorrei anche non fosse ridotto, come spesso capita, a una semplice ragazzata, una semplice bravata. Sindaco preoccupatissimo tanto per l'incolumità di chi è in auto, ma anche dell'incoscienza di questi giovanissimi che si mettono in centro strada col pericolo di essere centrati. Io mi metto nei panni dell'automobilista che improvvisamente si vede arrivare un uovo sul parabrezza e per quanto possa essere attento, disciplinato e magari esperto alla guida, basta un attimo di scarto, un attimo di panico, una qualsiasi cosa che possa essere, una bravata diventa un incidente stradale, magari anche grave con conseguenze gravi. Una preoccupazione per un livello più alto raggiunto da queste bande di giovanissimi che qualche mese fa avevano già utilizzato delle uova per altri fini.
Mi sembra anche che qualcuno a Candelù abbia visto e abbia segnalato ragazzini, ed è probabile che sia effettivamente così, e mi viene in mente un episodio successo sempre nel nostro comune circa un mese fa, dove sempre ragazzini età 12-13 anni circa, erano 4 in quel caso lì, avevano imbrattato e lordato gli infissi e la porta d'ingresso dell'auditorium parrocchiale. Ecco, lì sono stati tutti individuati anche nel giro di un paio di nostra polizia locale, grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ecco, dico a quei ragazzini, se mi ascolteranno, se ci ascolteranno, che sono stati responsabili dei fatti di Candelù, occhio che arriviamo anche a voi. Adesso parliamo del super bonus, è il tema anche del nostro sondaggio. È finito intanto l'incontro del governo con le categorie, il governo indica la strada degli F24. Il governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l'edilizia nella forma delle consuete detrazioni d'imposta dalla dichiarazione dei redditi, si legge in una nota di Palazzo Chigi dopo il confronto che si è svolto nel pomeriggio con le associazioni di categoria. Secondo la nota di Palazzo Chigi, il ministro Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al sottosegretario Mantovano e al ministro Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti del governo, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata al bonus edilizio. Partendo dal decreto approvato il 16 di febbraio e contestato, il governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle norme. La situazione dei cosiddetti crediti incagliati verrà esaminata al più presto in un tavolo tecnico al quale saranno presenti i rappresentanti delle associazioni di categoria oggi intervenuti. La strada indicata dal governo per lo sblocco dei crediti incagliati è l'utilizzo degli F24. C'è anche una prima dichiarazione di ANCE che dice: soddisfatti, il governo ha aperto sui crediti con la nostra proposta di compensazione tramite F24. Sono le primissime reazioni di un tema caldo, caldissimo, così ANCE stamattina nella nostra, la CNA questa mattina nella nostra prima edizione. Cartolarizzazione o compensazioni tramite i modelli F24 presentati in banca sono le due possibili misure per fermare la crisi che si è aperta dopo il via libera in Consiglio dei Ministri al decreto sull'ecobonus, che ha di fatto bloccato lo sconto in fatture e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, inserendo il divieto di acquisto per gli enti locali di quelli già in circolazione. Sono oltre 1 miliardo i crediti incagliati in pace alle aziende, con 5.000 imprese coinvolte, specifica Fabio Fiorotto, responsabile comparto casa CNA Veneto, che spiega in quali casi potrebbero essere applicate le due proposte discusse nel vertice di Palazzo Chigi. Per riuscire a disincagliare i crediti di chi già ha fatto i lavori, e questo è una misura che a nostro avviso potrebbe aiutare. Certo, se le amministrazioni avessero potuto acquisire o da altri investitori importanti sarebbe sicuramente meglio, nel senso che solo in Veneto riuscire a disincagliare 1 miliardo di euro non sarà facile neanche con queste misure di cartolarizzazione, ma si sta parlando di quello che è successo fino ad oggi. Il futuro senza cessione o sconto in fattura ci sarà sicuramente un forte rallentamento, se non una paralisi. Il vero nodo dunque riguarda il futuro e i lavori ancora da avviare, che senza sconto in fattura e cessione del credito rischiano di non vedere mai la luce. Si è dato un colpo di spugna alla programmazione dei lavori dei prossimi 3 anni, c'è poco da fare. Ad oggi i cantieri sono fermi, ma lo resteranno per tutto il 2023. Coloro che non hanno presentato la CILA ma hanno questa pianificazione, hanno già studi di fattibilità, progettazione in corso e quant'altro, quindi soldi investiti e non solo, si è fermato. Il governo potrebbe tendere una mano al comparto rivedendo i tempi per compensare la detrazione del 110% oggi a 4 anni rispetto ai 5 o 10 degli altri bonus. È prioritario laddove non venisse confermata la cessione o lo sconto in fattura, che venga riportata a 10 anni. Portare la detrazione a 10 anni ci sembra il minimo sindacale per riuscire a dare una speranza ai nostri cittadini di poter fare i lavori. Dunque un problema che potrebbe, ma sarà comunque complicato risolvere il presente, ma resta il nodo del futuro, secondo CNA Veneto, al di là delle decisioni prese nell'incontro di oggi e nei futuri tavoli tecnici. Interessante da questo punto di vista anche l'opinione di chi da una parte rappresenta i termoidraulici di Confartigianato, dall'altra anche un partito di governo come Fratelli d'Italia. Parliamo di Luigi Susin. Mi ha chiamato anche ieri un
un impresario che ha 4 milioni e mezzo di crediti in portafoglio, diciamo, sul cassetto fiscale, e mi dice: Luigi, trovami qualcuno che compra il credito perché io diversamente posso fallire. Di chiamate così in questi giorni ne sta ricevendo diverse Luigi Susin come presidente della categoria termoidraulica di Confartigianato, che interviene nella partita Superbonus nella duplice veste di imprenditore e di responsabile economico di Fratelli d'Italia, tra i primi e forse tra i pochi ad essere stato sin da subito critico nei confronti del 110%. Conosco il sistema, ho avuto modo di lavorare anche con altre misure che sono state dopo fallimentari. Scetticismo che lo aveva portato a proporre ai padri del Superbonus alcune indicazioni. Le aziende che lavoravano al 110% fossero aziende iscritte in Camera di Commercio almeno da 5 anni. 2, che il 110% fosse applicato solo ed esclusivamente per le prime case. 3, che venisse comunque preso in considerazione l'ISEE. Sapevamo, spiega l'esponente di Fratelli d'Italia, che il decreto approvato in Consiglio dei Ministri sarebbe stata una decisione impopolare, ma se le scelte impopolari servono al Paese, vanno comunque prese. Io sono abbastanza convinto che questo meccanismo, questo sistema del 50 e 65% comunque venga ripreso e rivenga messo in campo. Io sono convinto che il 65% è già un contributo molto importante, ma ti permette di fare in modo che l'utente, il cittadino, metta dei soldi propri, e questo ti permette di avere un controllo sui materiali, un controllo sul lavoro e un controllo sulla qualità e la gestione del cantiere. Un superbonus che era nato anche con l'obiettivo di incentivare ovviamente i lavori per efficientare a livello energetico le abitazioni in vista anche delle future scadenze europee. Allora c'è l'ambiente nel prossimo servizio, l'allarme climatico, il Veneto tra le prime 4 regioni d'Europa a rischio di eventi climatici estremi nel 2050, lo dice il report mondiale di un'agenzia che calcola gli effetti economici sul patrimonio immobiliare e i territori. Intanto nella nostra regione le anomalie del clima continuano. La bassa marea record di Venezia con i suoi canali e i rii in secca e le barche nel fango. La siccità che fa già paura e non soltanto in Polesine. Finora a febbraio mezzo millimetro di precipitazioni scese secondo ARPAV, quando il valore medio del mese è 60 mm e quello parziale della prima metà di febbraio di solito è 48 mm. Niente pioggia e neve da un mese in pieno inverno. Indizi di un clima che fa paura, indizi che fanno una prova, assieme alle bombe d'acqua, alle alluvioni, ai cicloni che hanno seminato devastazione negli ultimi anni nella nostra regione. E se ce ne fosse ancora bisogno, arriva un nuovo allarme siglato da CrossDI, tra i leader mondiali nell'analisi del rischio climatico fisico, con la prima analisi globale per chi vuole investire in patrimonio immobiliare e nei territori. Secondo il report, che mette a confronto 2.600 regioni e macroregioni in tutto il mondo, il Veneto è tra le prime 10 zone d'Europa più esposte agli eventi meteorologici estremi e al cambiamento climatico entro il 2050 e tra le prime 100 del mondo. Veneto al 4° posto in Europa davanti a Lombardia ed Emilia-Romagna. I rischi principali che causano danni in Europa sono, secondo il rapporto di CrossDI, le inondazioni fluviali e superficiali o le inondazioni combinate con quelle costiere. Fra gli 8 pericoli climatici estremi, insieme con caldo estremo, incendi boschivi, movimento del suolo legato a siccità, vento estremo e congelamento. Sulla base di questi 8 fattori si calcola il rischio climatico interno lordo. Il dataset Gross Domestic Climate Risk mette a confronto le aree in base alle proiezioni dei danni agli edifici e alle proprietà e mette in luce la vulnerabilità dei centri economici. Il confronto in Europa con la proiezione nel 2050 ha rilevato che la Bassa Sassonia in Germania, le Fiandre in Belgio, Krasnodar in Russia e il Veneto e la Lombardia in Italia sono le regioni europee ai primi posti in classifica. Questo deve spingerci sempre più ad interventi radicali di adattamento, mitigazione e di prevenzione al rischio del cambiamento climatico e non soltanto con interventi emergenziali a posteriori, spesso poco efficaci e molto costosi. E intanto l'assenza di piogge sta incidendo in maniera pesante e importante sulla qualità dell'aria nei nostri territori. Nella Marca si soffoca per lo smog e c'è il rischio di entrare in zona rossa da giovedì.
Il verdetto arriverà il secondo giorno di Quaresima. Giovedì con il bollettino dell'ARPAV chi abita a Treviso saprà se lasciare o meno l'auto a casa. L'annuncio arriva direttamente da Cassugana. Purtroppo dovremo passare in zona rossa e questo è una cosa che avremmo sempre voluto evitare, però queste sono le condizioni dell'aria, l'inversione termica non ci aiuta e la temperatura ancora necessita dell'uso dei riscaldamenti domestici che sono la più grande fonte di inquinamento in questo momento. Quindi che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni? Beh, se dovessimo passare in zona rossa, l'ordinanza anti-smog prevede anche il blocco degli Euro 5 e anche per gli Euro 4 commerciali ci saranno delle limitazioni più restrittive. I dati segnalano in via Lancieri di Novara 159 microgrammi di PM10 per metro cubo d'aria, quando il limite consentito non è più di 50. Ma è tutta la provincia in difficoltà per le polveri sottili, in una media di 128 microgrammi, con punte come a Conegliano dove il limite toccato è stato di 161 microgrammi per metro cubo. Con questi numeri inevitabile lo stop per molti veicoli. Cosa devono guardare i cittadini per essere nella norma? Beh, devono guardare sicuramente l'anno di immatricolazione della macchina e vedere se non possono aderire a una delle deroghe previste per condizioni particolari per la loro vita normale, la vita quotidiana, perché chiaramente non possiamo bloccare la città. È essenziale informarsi sui siti dei comuni, ma anche solo stare attenti a quanto segnalato dalle insegne luminose all'entrata delle città. Sì, aspettiamo giovedì e vediamo, ripeto, l'indicazione dell'ARPAV se ci darà questa ulteriore fascia rossa. Domani 3 anni dall'inizio della pandemia di Covid in Veneto, oggi la giornata dedicata agli operatori sanitari. Una giornata, ha detto il governatore Zaia, ispirata dall'impegno eroico che hanno sostenuto nei giorni più duri della pandemia, pagando anche con la vita di molti colleghi l'esposizione ai contagi. Nel rispetto di questo grande lavoro svolto e di quello che viene assicurato ogni giorno, dobbiamo impedire che la considerazione e l'ammirazione dovute si esauriscano, dice Zaia, in una giornata commemorativa. Sarebbe bene quindi, conclude in una nota, che si mettessero in campo tutte le possibili iniziative e tutti quei provvedimenti necessari in grado di consentire al nostro sistema sanitario di avere più medici e meglio retribuiti. Domani vi racconteremo i 3 anni di Covid in Veneto, mentre appunto l'emergenza ormai sembra alle spalle. Adesso invece la pubblicità, poi torneremo a parlare di cronaca. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo allora con la cronaca e con l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, un maxi sequestro di migliaia di bottiglie di vodka contraffatte dalla Georgia. Le bottiglie di vodka erano prodotte in Georgia, vendute da un'azienda romena ad alcuni importatori a Milano e Torino e introdotte in Italia tramite un deposito fiscale olandese. Ma l'etichetta contraffatta era quella di 2 note aziende che con quel superalcolico non aveva nulla a che fare. Quasi 30.000 bottiglie, 8.000 delle quali sequestrate in provincia di Treviso. Proprio nel corso del blitz più importante, la Guardia di Finanza della Marca ha accertato che gli alcolici erano stati venduti anche ad altri operatori economici, distribuiti sull'intero territorio nazionale. Sono così scattati ulteriori sequestri nelle province di Vicenza, Cremona, Pesaro, Napoli, Salerno, Campobasso, Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Palermo. Attraverso una serie di perquisizioni e sequestri nelle province di Milano, Torino e Roma, i finanzieri del gruppo di Treviso hanno poi tracciato la vendita di altre 21.466 bottiglie di vodka a numerosi commercianti di diverse regioni italiane, nei confronti dei quali sono ancora in corso approfondimenti. L'obiettivo? Sottrarre dal mercato i prodotti contraffatti ancora disponibili per la vendita, per un giro d'affari complessivo stimato in oltre 1 milione di euro. E adesso il fenomeno delle razzie nelle auto in sosta. I carabinieri arrestano una coppia di coniugi ladri, l'ultimo raid di questa coppia a Quinto di Treviso. Coppia nella vita e nel crimine. La spranga di ferro usata velocemente, il vetro in frantumi e la razzia nell'auto. Secondo i carabinieri potrebbero essere gli autori di numerosi colpi di questo tipo, tra i più odiosi e stigmatizzati sui social dalle vittime dei furti. 2 coniugi, un 38enne e una 46enne, già noti alle forze dell'ordine, che i militari dell'Arma sono riusciti a bloccare proprio durante l'ennesimo raid. Obiettivo, in pieno giorno, la vettura di una pensionata parcheggiata a Quinto di Treviso. La coppia, ormai nel mirino degli investigatori, ha fatto in tempo a sfondare una parte del finestrino prima di trovarsi addosso i carabinieri che li hanno arrestati e posti ai domiciliari. Nel loro passato una lunga sfilza di precedenti per furto. Per questo gli inquirenti sono al lavoro per capire quanti dei numerosi colpi di questo tipo in tutta la Marca possono essere attribuiti ai Bonnie e Clyde in salsa trevigiana.
Una tragedia sfiorata poco dopo le 2:30 della scorsa notte a Soller di Cison di Valmarino, dove un'auto ha preso fuoco in corsa. Fortunatamente il conducente della vettura si è accorto in tempo, riuscendo a fermare la macchina e a uscire prima che le fiamme la distruggessero. Sul posto i vigili del fuoco accorsi da Vittorio Veneto che hanno spento il rogo dopo circa un'ora. Le cause accidentali, al vaglio comunque degli inquirenti, sul posto anche i carabinieri. E vigili del fuoco che sono impegnati su tantissimi fronti, sono stati impegnati anche, come sappiamo, nel terremoto in Turchia. Ieri il ritorno dopo la missione di coordinamento internazionale dei soccorsi di Francesco Cicirello, funzionario dei Vigili del Fuoco proprio di Treviso, che ci ha raccontato la sua esperienza. Le analisi di vulnerabilità sismica e la progettazione antisismica è sostanza e salva la vita. E questa è una delle lezioni che la natura ha impartito in Turchia, dove l'ingegner Francesco Cicirello, dei Vigili del Fuoco di Treviso, è andato in missione con il contingente italiano in soccorso alle popolazioni colpite da un terremoto 100 volte più forte di quello che ha colpito Amatrice. È proprio osservando quegli effetti devastanti che sottolinea come gli interventi per mettere a norma antisismica gli edifici, soprattutto le scuole, siano indispensabili. L'ho visto con i miei occhi, non è soltanto chiacchiera, non è soltanto pratica amministrativa, non sono soltanto sanatorie, ma è sostanza. In quel contesto lì alcuni edifici uguali a quelli che sono venuti giù sono rimasti in piedi, parzialmente lesionati, gravemente danneggiati, andranno demoliti? Assolutamente sì, ma erano progettati per quello, erano progettati per subire delle lesioni ma di non collassare. E questo ha garantito a centinaia di persone di essere in vita. In quello scenario devastato la sua presenza è risultata fondamentale per coordinare le squadre di soccorso giunte da tutto il mondo. Questo grazie ad una certificazione mondiale che ha ottenuto l'Italia per la ricerca e soccorso tra le macerie. Parliamo di team che provenivano da 5 continenti, parliamo del Senegal che viene dall'Africa, ai cinesi, agli australiani, pertanto devi anche avere un po' di sensibilità e tatto a livello culturale. Tra loro quasi fianco a fianco anche squadre russe e ucraine che almeno in Turchia hanno messo da parte la guerra. Grande soddisfazione per una missione riuscita con diverse persone recuperate tra le macerie ancora vive. Sono orgoglioso di essere un dirigente del Corpo Nazionale. Il Corpo Nazionale è all'avanguardia in questa tecnica di ricerca e salvataggio sotto macerie. Poi è chiaro, come comandante di Treviso sono pienamente orgoglioso che un mio funzionario abbia partecipato a queste attività di coordinamento in Turchia. Una missione conclusa con l'avvicendamento con nuove squadre fresche per non lasciare nessuno sotto le macerie. Ed è stato proprio all'aeroporto turco il momento più toccante per un vigile del fuoco. Avevamo terminato i controlli sicurezza e ci stavano accompagnando appunto all'imbarco, e in quel momento le persone che erano in attesa anche loro di un loro volo in maniera del tutto spontanea hanno iniziato ad applaudirci, e lì hai un brivido lungo la schiena, lo ho ancora adesso, che veramente ti ripaga di tutte le fatiche, di tutti gli sforzi che hai dato. Fai questo lavoro probabilmente per questo più che per altro. Pomeriggio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio per i soci dell'Università dell'Età Libera di Monastier. L'incontro era programmato da tempo prima che diventasse ministro. Ha detto Nordio: è stato tempo ben speso e il mio cuore resta a Treviso. Si era preso un impegno con l'Università della Terza Età qui di Monastier, insomma si è presentato. Sì, è stato un bel evento, una giornata molto importante, anche perché il mio cuore è sempre a Treviso, e quando posso durante il weekend ritorno. È stata una bella occasione per trovare delle persone molto sensibili, molto anche vive e vivaci, anche delle persone malate che però hanno avuto un momento di serenità, e se questo può essere stato appunto utile anche per loro, è una giornata ben impiegata. Un incontro programmato da tempo, ben prima della nomina ministro della giustizia. Il trevigiano Carlo Nordio è stato di parola e ha trovato del tempo da dedicare ai soci dell'Università dell'Età Libera di Monastier. Una lezione riservata nei locali della casa di riposo, alla quale hanno partecipato anche alcuni sindaci della zona. Sul tavolo il libro Appunti di storia e costume, edito ancora nel 2021, prima che la politica prendesse il sopravvento. Sui temi di attualità Nordio preferisce non rilasciare dichiarazioni. Il momento, dalla discussione sulla 41 bis alle proteste degli anarchici, è delicato. Prima di partire per Roma, un pensiero va alla vita di qualche mese fa. Questo libro è un libro importante, insomma fa parte un po' della sua vita passata anche da editorialista, da giornalista. Emotivamente come affronta questi temi?
Beh, sento un po' la nostalgia della mia attività di essere un vostro collega editorialista, di scrivere di cultura e altro. La prossima attività di scrittura sarà la scrittura di progetti di legge e speriamo che stiano buoni per il Paese. C'è l'appuntamento da non perdere domani dopo la nostra prima edizione, perché vi racconteremo in diretta la sfilata dei carri di carnevale in centro a Treviso, ritorno dopo 4 anni. Dopo 4 anni di stop a causa pandemia torna la sfilata dei carri allegorici tra le vie di Treviso. Era infatti il 5 marzo 2019 quando la città visse l'ultima festa del martedì grasso tra i colori e i suoni del carnevale e poi lo stop forzato. Ma domani il tradizionale corteo tornerà tra le vie del centro storico e le telecamere di Antenna 3 saranno lì per farvi vivere da casa le emozioni della festa più colorata dell'anno. A partire dalle 14:30, subito dopo la nostra prima edizione, una lunga diretta che seguirà la partenza dei 19 tra carri allegorici e gruppi mascherati da piazzale Burchellati lungo tutto il percorso all'interno delle mura cittadine, con l'ingresso in Borgo Cavour fino all'arrivo in Piazza Duomo, dove vi sarà la proclamazione e la premiazione del carro più bello. Riferimenti all'attualità, i cartoni animati e le tradizioni made in Veneto, diversi temi scelti nell'allestimento dei 19 carri in sfilata, alla quale faranno da cornice migliaia di persone, grandi e piccoli, con le maschere più colorate tra coriandoli e stelle filanti. Antenna 3 vi porterà all'interno della festa per raccogliere i suoni, le immagini del martedì grasso nel capoluogo della Marca. L'appuntamento dunque per domani, a partire dalle 14:30 in diretta su Antenna 3 con il Carnevale di Treviso. Adesso noi andiamo nel Bellunese. La cronaca: un furioso incendio divampato nella tarda mattinata in una palazzina di Via Corte a Borgo Valbelluna, un incendio che ha seriamente danneggiato il laboratorio di una piccola azienda che produce ferri da stiro e l'attigua abitazione di 3 piani, completamente distrutto il tetto in legno, come vedete. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Feltre e da Belluno sono riusciti a circoscrivere e a spegnere le fiamme, ma la palazzina risulta totalmente inagibile. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dell'ufficio di polizia giudiziaria del comando provinciale dei vigili del fuoco. C'è un tema che riguarda la montagna, ma non solo, ma in particolare la montagna, la desertificazione bancaria. Farà tappa anche in provincia di Belluno l'iniziativa di Wilca Will contro la chiusura degli sportelli bancari. Meno 28% in Italia, meno 37% in Veneto, meno 31,7% in provincia di Belluno, con punte record in Valbelluna. Gli sportelli bancari sono sempre meno e la tendenza da anni sembra inarrestabile. La presenza fisica delle banche continua a ridursi e ad essere penalizzati sono gli utenti finali. Il bellunese ha perso il 31,7% di sportelli, in particolare è passato da 161 a 110. La cosa che vorrei sottolineare è che questo diventa un problema veramente sociale. Il problema evidenziato dal sindacato non riguarda solo la difesa dell'occupazione, tanto che alla campagna nazionale chiusura filiali no grazie hanno aderito i comuni per il tramite dell'ANCI. Le motivazioni della desertificazione bancaria sono note e sono legate anche alla digitalizzazione che ha ridotto la necessità di un presidio fisico del territorio. Su una media generale bellunese del 31,7%, l'NTI vi è stato, in Borgo Valbelluna vi è un 50%, perché si è passati da 10 sportelli presenti a fine 2015 a 5 sportelli. E teniamo conto che anche attorno sono stati chiusi vari sportelli bancari. E questo chiaramente è un problema. Il 1 marzo Wilca Will sarà in piazza all'NTI per confrontarsi con la gente e gli amministratori locali perché, spiega Elisa Carletto, non possiamo accettare passivamente questo trend. Quindi 1 marzo iniziamo l'iniziativa con un grosso igloo, arriviamo nella piazza di l'NTI. La mattinata dalle 10 all'1:30 noi saremo lì e ci sarà anche la presenza del sindaco e degli enti locali.
3 anni fa, lo abbiamo ricordato anche nel telegiornale di Treviso con le parole di Zaia all'inizio del contagio Covid in Veneto. L'ULSS Dolomiti ha fatto il punto sul recupero delle prestazioni sospese causa pandemia. Delle oltre 16.000 al 1 gennaio 2022 a fine anno ne sono state erogate oltre 15.000. Attualmente per le attività chirurgiche i pazienti in lista d'attesa sono 18 per i ricoveri e 82 per gli interventi ambulatoriali. L'azienda sanitaria e i suoi professionisti lo scorso anno hanno superato il volume di attività del 2021 nonostante 16 medici in meno rispetto all'anno precedente. Vorrei dire ai cittadini di avere fiducia, nessuno sarà lasciato indietro. Sono le parole della direttrice generale dell'ULSS 1 Maria Grazia Carraro. Per snellire le liste d'attesa con il supporto della Regione si sta lavorando sulla appropriatezza delle prescrizioni con i medici di medicina generale e con i propri professionisti. E poi c'è la politica, perché da Belluno prende avvio la nuova casa dei liberal democratici. È iniziato il percorso che porterà Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi a confluire nel terzo polo anche nel bellunese, un terzo polo che ha già nella sanità il cuore della propria attività politica e lancia un appello alle istituzioni: non lasceremo che si mortifichi o si smantelli la sanità in montagna. Noi oggi gettiamo le basi per un nuovo partito che ovviamente dovrà aspettare i tempi della direzione nazionale che ci sarà nei prossimi giorni, ma vogliamo dire che il territorio è pronto. Belluno rompe gli indugi e getta le basi per la costituzione del partito unico in cui confluiranno Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. Una casa molto più grande, quella dei liberal democratici, uno spazio ben definito che si colloca fra la destra conservatrice guidata da Giorgia Meloni e la sinistra oggi a direzione pentastellata. Un centinaio le adesioni al terzo polo bellunese, intenzionato a mettere cuore e testa per risolvere le questioni più impattanti per la montagna, a partire dalla sanità e dal diritto alla salute, sui quali regna il silenzio della politica regionale bellunese. Preoccupazione in questo senso viene espressa dal coordinatore portavoce Andrea De Bortoli. Zaia afferma: De Bortoli deve passare dalle dichiarazioni di principio ai fatti. E noi alla Regione chiediamo in maniera molto chiara l'attivazione del secondo velivolo. È un'esigenza che da molto tempo il territorio richiede. Vi è stata una sperimentazione positiva nel 2022, pertanto chiediamo alla Regione che si attivi per dare seguito a questa iniziativa. Ai comuni il terzo polo chiede di destinare una quota parte della tassa di soggiorno per contribuire al potenziamento dell'elisoccorso. Siccome l'elisoccorso spesso interviene per, diciamo così, salvare o soccorrere dei turisti, noi chiediamo che tutti i comuni destinino una quota parte di questa imposta di soggiorno, ma soprattutto che tutti i comuni attivino l'imposta di soggiorno. Per dare forma e sostanza al progetto del terzo polo è già stato avviato il tesseramento per il 2023. I territori si sono già espressi. Ora serve lo slancio finale. La volontà c'è. Il come lo affronteremo, come in tutte le case dove ci sono mamma e papà, ovviamente prenderanno le decisioni consapevolmente e lo faranno soprattutto negli interessi degli iscritti, ma soprattutto del Paese. Davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Ultimo giorno di carnevale con l'alta pressione, poi da metà settimana una perturbazione porterà delle piogge sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 21 febbraio. Sul Veneto prosegue questo lungo periodo di stabilità atmosferica in cui non manca la nuvolosità, ma purtroppo mancano le piogge. In pianura avremo foschie, nebbie e nubi basse, anche fitte e persistenti durante il giorno. Sulle zone montane non escluse delle schiarite. Temperature stazionarie, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra i 9 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Dalla costa alle prealpi cielo nuvoloso o coperto con foschie e qualche banco di nebbia. Cielo grigio anche altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 9-11 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà per lo più soleggiato con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 14-16 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.